Un saluto a tutti da parte mia, da parte del Consiglio della Noi per Noi. Permettetemi anche un saluto da parte del Presidente Carofiga di Banca Prealpi e del Consiglio di amministrazione, alcuni consiglieri sono qui presenti, un saluto alle autorità. Questo è un incontro che si inserisce in tanti altri incontri che l'associazione Noi per Noi ha in programma, perché per noi anche l'informazione è prevenzione, quindi accanto alla prevenzione della malattia in favore della salute con le varie iniziative programmate e che voi potete certamente conoscere perché potete visitarle sul nostro sito, potete andare nelle filiali della Banca Prealpi, prenderne conoscenza. Accanto alle iniziative che facciamo a favore della famiglia attraverso i buoni scuola e tante altre iniziative, intendiamo dare un punto di riferimento a quelle che sono le varie necessità che il territorio in questo momento ha bisogno, in un momento in cui la criticità della crisi si fa sentire di più e accentua la precarietà dei rapporti socio-economici e del territorio. Quindi grazie a tutti voi che siete intervenuti. Per chi non è cliente socio potete approfittare visitando il sito oppure andare nelle filiali. Grazie per essere qua. Do la parola subito al dottor Di Grazia, così possiamo cominciare. Grazie. Grazie a tutti voi, grazie alla città di Lazio, a chi mi conosce, anche a chi mi conosce, grazie all'associazione Noi per Noi. Una mia presenza particolare perché io viene nel Giro d'Italia per presentare il libro, tutti mi conoscono per il libro, pochi come medico, mi dicono lei è un medico vero, qui tutti mi conoscono come medico, non come scrittore, dico hai scritto anche il libro, quindi come vedete cambia secondo il luogo un po' l'atmosfera di presentazione del mio libro. In realtà io faccio un viaggio un po' su ciò che vuol dire medicina, spiego un po' le medicine alternative e cerco di renderla anche così curioso per tutti in modo che le informazioni diventino alla portata di tutti. Vi hanno già detto che io sono un medico, un ginecologo, lavoro proprio qui a Vittorio Veneto e poi nel tempo libero riesco a fare anche divulgazione scientifica. Cos'è la divulgazione scientifica? Spiegare la medicina, la scienza a chi magari non è del campo, un po' profano, magari non capisce i termini, spesso è complicato parlare di medicina perché si toccano temi molto importanti e delicati. Con il tempo una passione è diventata qualcosa di più, ho avuto un blog, collaboro con diverse riviste e pian piano questa passione, non dico che è diventata un secondo lavoro perché non ho il tempo per un secondo lavoro, però è una cosa molto gratificante per me e a quanto pare anche per chi mi ascolta. Cosa vuol dire divulgare la scienza? Vuol dire anche spiegare le notizie scientifiche, cioè tradurre ciò che è magari complicato, il linguaggio complicato della scienza e della medicina e farlo arrivare al pubblico. Il pubblico siete voi, ma sono anche io sono un medico, devo basarmi su certe informazioni. Potrò essere un paziente, io ho una famiglia che potrà essere un giorno anche malata e quindi ho bisogno di informazioni più corrette possibili, cosa che spesso non accade perché le informazioni scientifiche sono spesso condizionate da vari fattori, dal marketing, la pubblicità, i media, dalle manipolazioni, vedremo che ci sono vere e proprie manipolazioni sia scientifiche che addirittura truffaldine, ma anche dalla nostra fantasia. Noi magari abbiamo voglia di una notizia buona, soffriamo di una malattia, desideriamo una guarigione, desideriamo una terapia e cerchiamo di sfruttare questa idea di guarigione da qualsiasi notizia ci provenga dai media, dai telegiornali, dalla TV. Perché telegiornali e TV? Perché la maggioranza delle persone si informano proprio dai media più comuni. Le informazioni mediche oggi sono quasi sempre prelevate dalla televisione, che non è certo il mezzo scientifico per eccellenza. Via via si va sempre più giù, internet oggi la fa da padrone, ma neanche tanto, e infine le fonti scientifiche, cioè noi le notizie di medicina e di scienza dovremmo prelevarle dalle fonti scientifiche, cosa che non accade o accade pochissime volte. Questo comporta degli errori da parte del paziente, errori da parte del medico, delle cattive interpretazioni. Cos'è la scienza? Qui sento un po' Piero Angela, anche se non lo so. La scienza è una pratica che si affida a dei dati, a dei numeri, a qualcosa di oggettivo. Se 2 più 2 fa 4, 2 più 2 fa 4, è oggettivo, possiamo contarlo, tutti noi. Le conclusioni scientifiche sono plausibili significa che sono credibili, hanno una loro logica e soprattutto sono dimostrate con un metodo, il metodo scientifico, che cerca di evitare gli errori. Evitare l'errore completamente non è possibile, l'errore zero non esiste in nessuna attività umana, anche nella scienza può esistere, però si cerca di non fare errori. Poi c'è la pseudoscienza, che è l'altra faccia della medaglia. La pseudoscienza in America la chiamano junk science, cioè scienza spazzatura, tutto ciò che sembra scienza, sembra corretto, sembra medicina, ma non lo è.
parole magari artigianali, termini tecnici, ma non sono medicina. Allora ne vediamo già da questi primi esempi che farò, come tutti noi pubblico, anche io medico sono pubblico, siamo condizionati dal marketing, dalla pubblicità. Immaginate se noi siamo già condizionati dal marketing per cose banali, per prodotti banali, cosa può significare il marketing per prodotti sulla salute, su farmaci importanti. Spesso ci convincono che certe cose sono per noi essenziali, non possiamo farne a meno. Qualcuno ricorderà il braccialetto della salute, qualche anno fa si vendeva un braccialetto di caucciù, di gomma, dicendo questo braccialetto indossato costava 30 euro, migliora l'equilibrio e le prestazioni sportive. Era un braccialetto di gomma normalissimo, con un adesivo sopra, senza nessun motivo per migliorare le prestazioni sportive, acquistatissimo in tutto il mondo, i proprietari si sono arricchiti, finché un'autorità del commercio europea, ma anche un'americana, hanno detto dacci le prove che questo braccialetto di gomma migliora le prestazioni fisiche. Prove non esistevano, hanno il loro commercio a produttori di realtà. Ho questa bevanda, censurata ma conosciuta, che promette di metterci gli ali, di darci energia. Questa bevanda alla fine contiene la stessa quantità di caffeina che c'è in un caffè, circa 80 mg. Quindi è una bevanda energetica, nel senso che come un caffè può darci un attimo di energia in più. Ma la pubblicità ci fa pensare che questa bevanda sia quasi miracolosa. Ma c'è di peggio. Qualcuno conoscerà l'acqua che elimina l'acqua. La silhouette è quella di una donna magra, perché la donna deve essere magra e perfetta, e l'acqua la compriamo perché elimina l'acqua. Io non sto qua a spiegarvi che tutte le acque eliminano l'acqua. Noi beviamo acqua, i remi la depurano e poi facciamo la pipì. Però perché la pubblicità spinge e sottolinea questi concetti? Perché sono concetti che ci piacciono. L'idea dell'acqua che elimina l'acqua ci disintossica in qualche modo e quindi è da comprare. Negli Stati Uniti uscì qualche anno fa l'acqua Dasani, la Coca-Cola, l'azienda che produce la Coca-Cola, commerciò questo marchio, fece un successo incredibile, costava anche tanto perché portava una scritta acqua purificata. L'idea della purificazione dell'acqua attirava i clienti, i consumatori che compravano quest'acqua. Finché si scoprì che quest'acqua era acqua di rubinetto, era normale acqua di rubinetto filtrata e venduta come acqua purificata. Da quel momento i consumatori non l'acquistarono più. Perché prima erano pazzi per l'acqua Dasani? Perché l'idea dell'acqua purificata attirava. L'acqua divinamente pura. Lo conoscete un'acqua divinamente inquinata? No. Perché? Perché l'acqua pura, che è l'acqua che si compra nei supermercati, ha un qualcosa che chissà perché ci attira in maniera irresistibile. Il fatto che un'acqua dice di essere pura, evidentemente è un'acqua identica all'altra. Addirittura l'acqua dietetica, l'acqua che fa dimagrire evidentemente. In realtà l'acqua non ha calorie, però l'idea della diet water, già il nome diet, ci attira. E poi, scusate, le diete di tutti i tipi, come questa, ci sono diete che fanno dimagrire di notte, diete che fanno dimagrire mangiando, diete che fanno dimagrire giorno e notte, addirittura c'è la dieta senza dieta, il massimo, però qualcuno le acquista, perché anche qui siamo attirati dall'idea della dieta, del dimagrire senza sforzi. Io dico sempre, ho scritto anche nel libro, c'è un solo modo di dimagrire, mangiare meno e muoversi di più, stop. È l'unica dieta che non ha controindicazioni, che fa bene e che non costa nulla. Il resto sono invenzioni commerciali. Ci sono disturbi alimentari che devono essere corretti, non ha dieta per mantenersi in forma, non ha bisogno di aiuti, assolutamente no. E le donne sanno che per loro la parola cellulite è peggio di un incubo. Ci convincono che la cellulite è una malattia cosa bisogna fare? Bisogna curarla, e quindi esiste il prodotto, il medicinale che cura la cellulite. Non esiste nessun medicinale che cura la cellulite, però e se fosse vero, e se io con la cremina riuscissi a perdere tutta la cellulite, allora si compra, fanno anche la pubblicità. E per i maschietti c'è anche la cura per la calvizie, ma si arriva al massimo quando chi la presenta è un medico che evidentemente non l'ha usata. Per dire, cioè, si arriva anche a questo, sono veramente condizionabili che a loro non importa nulla presentarla così. Una cosa che può essere interessante è l'idea degli integratori dei prodotti erboristici. Dovete sapere che per legge, quindi è obbligo di legge, un integratore, un prodotto erboristico non deve dimostrare efficacia ma solo innocuità, cioè non devono dimostrare che possono fare bene, ma devono dimostrare che non fanno male. Eppure anche lì la pubblicità ci bombarda dicendo beh, c'è l'integratore per la menopausa, per l'uomo sportivo, per l'uomo in mezza età, per il bambino. Lo dice la parola stessa, integratore significa che integra qualcosa che manca. Quindi se noi abbiamo uno strato di malattie,
certi stati della vita come la gravidanza, un integratore può servirci, ma se noi mangiamo bene in maniera varia non serve assolutamente a nulla se non a chi lo produce. Però ci attira l'idea dell'integratore che noi la mattina con la pillolina siamo pieni di energia per tutto il giorno. Però questo dato di legge commerciale può farci capire a cosa serve realmente un integratore. E poi il mito del naturale. Se vi dicessi preferite il sale naturale o quello chimico, forse è meglio quello naturale, quello chimico chissà come è fatto. In realtà il mito del naturale è anche questo un grande business. Questa è una mortadella naturale, pubblicità che puntava tutto sul 100% naturale. In realtà la mortadella naturale non esiste, nel senso che la mortadella è mortadella, è naturale in chimica, tutto è chimica, ciò che le spieghiamo è chimica, il microfono è chimica, l'acqua è chimica. Una mortadella naturale è esattamente identica a una mortadella chimica, perché una molecola fatta in laboratorio è esattamente identica a una molecola fatta, cioè trovata in natura. L'acido ascorbico, quello che si trova nelle arance, negli agrumi, la vitamina C, è una molecola che è identica sia se sintetizzata in laboratorio, se c'è qualche chimico che capisce una cosa elementare, sia se è estratta da un agrume, è una molecola identica. Però noi, da consumatori, siamo attirati in maniera irresistibile dall'idea del naturale. E anche la mortadella naturale, quella di prima, per forza di cose, altrimenti sarebbe da buttare il giorno dopo, deve contenere dei conservanti, altrimenti la acquisteremo oggi e domani la potremo buttare. Il conservante tipico delle carni degli insaccati è il nitrito di sodio, un sale. Il nitrito di sodio è un sale che nello stomaco, quando ingerito, si trasforma in una sostanza che si chiama nitrosamina, che è cancerogena, è una delle più potenti sostanze cancerogene, dimostrato. Questa sostanza è messa nelle carni per un semplice motivo, per non perdere il colorito rosso della carne. Se noi vedessimo una carne marrone o una carne ben rossa, acquisteremo quella rossa perché ci piace di più. Evidentemente, ma è un motivo così banale, commercialmente banale, contiene una sostanza che bene non fa. Però questa mortadella, anche se la contiene, dice di essere naturale. A volte addirittura il naturale può essere peggiore dell'artificiale. E vi faccio un esempio. Questo è l'acido urso-desossicolico o deossicolico, una molecola farmacologica che si usa in certe malattie del fegato, della cistiferide, che in origine è estratta dalla bile degli orsi. Oggi, ancora oggi, si chiama urso proprio perché si estrae dalla bile degli orsi. Oggi ancora in certi paesi orientali si fa così, si estrae questa sostanza dalla bile degli orsi, si mette un catetere nella cistiferia, si imprigiona l'orso, si estrae la bile e da questa bile si estrae quest'acido che si usa in normali terapie farmacologiche. Non è certo una cosa, diciamo, gradevole per l'orso, perché l'orso deve essere imprigionato e catturato vivo, deve essere vivo per estrarre questa bile, sta 3-4 anni in gabbia e estraggono la sua bile, finché muore chiaramente. Poi c'è l'alternativa del sintetizzato in laboratorio. Ora, non sto qui a dirvi che fra le due alternative, il naturale e il chimico, probabilmente il chimico, cioè la stessa molecola identica sintetizzata in laboratorio, è migliore, nel senso che è più naturale e forse fa anche meno male alla natura. Noi ci abbiamo messo migliaia di anni a saper conservare i prodotti, però quando leggiamo senza conservanti in mente viene subito, ma allora è buono, è fatto bene, è naturale, lo posso comprare. Senza conservanti le cose vanno male, per forza di cose, le muffe, i batteri. Se voi aprite un pacchetto di toast o di pancarré o di brioche e lo odorate, sentirete un odore di alcol molto spiccato. Questo alcol è l'alcol etilico, che è un prodotto cancerogeno, che si usa proprio per uccidere le muffe e i batteri. Ora, dire senza conservanti non è per forza positivo, perché spesso il conservante, che devi metterlo, altrimenti il prodotto sarebbe poco utilizzabile in poco tempo, può essere anche un prodotto dannoso come l'alcol. O quando ci dicono che questo prodotto contiene solo oli vegetali, sappiate che l'olio vegetale più usato è l'olio di palma, lo leggete negli ingredienti, che è un olio a bassissimo costo, che costa anche alla natura perché bisogna disboscare intere aree, addirittura ci sono aree dove le palme sono scomparse perché le hanno disboscate per questo, e che è dannosissimo per il nostro sistema cardiovascolare. In quel caso c'è solo olio vegetale, è vero, ma non è un fattore positivo. Qui c'è una vignetta simpatica che ci dimostra come forse negli anni sembrano un po' regrediti, no? Cioè i nostri avi ci dicevano, mangia la radice se stai male. Con gli anni dalla radice si è passata alle pozioni magiche, poi pian piano si è passata alla pillola e ora sembra quasi che stiamo regredendo, torniamo alla radice. Perché? Perché tutto ciò che è chimico, questa viene chiamata chemofobia, la paura della chimica, tutto ciò che è chimico viene visto, chissà perché, in maniera negativa, cosa che non è per forza vera. E i media
cioè i giornali, le TV, trasformano le notizie, riescono addirittura a dire bugie sulla salute. Lo studio che vedete sopra ha un titolo complicato in inglese, uno studio scientifico. Io l'ho tradotto per renderlo più comprensibile. Questo studio, uscito nel 2012, ci dice che in certi animali, nelle cavie, nei topi, somministrare una sostanza ha ridotto le metastasi tumorali. Studio interessante, utile, può servirci per sviluppare dei farmaci, forse non ci servirà mai, è uno studio come tanti altri. Come hanno tradotto questa notizia scientifica, corretta, giusta, in media? Così, trovata la cura per il tumore al seno, punto interrogativo. Cioè si è passati da un esperimento interessante sulle cavie, sui topi, all'affermazione, trovata la cura per il tumore al seno. Qui c'è un punto interrogativo. Ci sono articoli che addirittura parlano di processo per fermare la diffusione, altri che parlano di cura a breve, ed è un'assoluta bugia. A breve la cura. Questa è una bugia perché è semplicemente aver letto una notizia, aver riportato la conclusione sbagliata. Succede questo ed altro. Per esempio quest'altro studio anche interessante è uno zucchero contenuto nella mela, un oligosaccaride, uno zucchero che è contenuto nella mela, che messo in una provetta con cellule tumorali ha ucciso queste cellule tumorali, le ha distrutte. Anche qui interessante, porteranno gli sviluppi. C'è da pensare però al fatto che tante sostanze in provetta possono uccidere le cellule tumorali, anche la benzina, ma non possiamo prendere la benzina per curare il cancro. In questo caso è uno zucchero contenuto nella mela. Come hanno tradotto i media questa notizia? Ha scoperto addirittura shock che il succo di mela distrugge le cellule tumorali. Addirittura l'estratto di mela uccide le cellule del cancro del colon, cioè vuol dire che qualcuno potrebbe pensare che se mangi una mela guarisci dal tumore. Sembrano cose strane, ma in realtà sono molto diffuse soprattutto su internet. Un'altra notizia, qualcuno saprà chi è Nicoletta Mantovani. Nicoletta Mantovani è la moglie di Pavarotti, di Luciano Pavarotti, ha purtroppo la sclerosi multipla e ha provato una cura che si chiama cura Zamboni. Zamboni è un professore ferrarese serissimo, ricercatore, che ha avuto un'ipotesi, diciamo legittima. Secondo lui la sclerosi multipla è causata dal restringimento di certe vene che abbiamo a livello del collo. Allargando queste vene migliorerebbe la sclerosi multipla. Lui è stato corretto perché ha fatto i suoi esperimenti. Diciamo che le conclusioni non sono proprio positive perché non è stato dimostrato che sia proprio così, però lui non si è comportato in maniera non scientifica. Corriere della Sera, quindi un giornale importante, inserto salute, la moglie di Pavarotti dice sono guarita dalla sclerosi multipla col metodo Zamboni. Pensate a una persona con questa malattia, legge una cosa del genere e dice ma allora perché non la garantiscono a tutti? Il giorno dopo, stesso giornale, stessa pagina, stessa persona, so che non sono guarita, però sto meglio. Vedete la differenza di notizia, stesso giornale, stessa persona, stessa malattia, come spesso i giornali stessi, i media, interpretano male una notizia. Ecco quale interpretazione, come scambiare lucciole per lanterne. Qualche anno fa, una ventina di anni fa, si era sparsa la voce che un derivato del mercurio, il timerosal, che era contenuto in tutti i vaccini, causasse l'autismo. La correlazione era abbastanza evidente. Queste colonne sono le esposizioni dei bambini al mercurio, i dati sono americani della California, quella linea curva sono i casi di autismo. Vedete come aumenta l'esposizione al timerosal, cioè al derivato del mercurio, e aumentano i casi di autismo? Qualcuno, non proprio in buona fede, ha fatto questa correlazione. Se aumentando l'esposizione ai vaccini al mercurio aumentano i casi di autismo, evidentemente i vaccini causano l'autismo. Qualcuno però poi ha dimostrato come quando hanno tolto il mercurio, il timerosal dei vaccini, nonostante la mancata esposizione, i casi di autismo aumentavano lo stesso. Evidentemente questa correlazione è sbagliata, perché in medicina c'è un altro dato, che non tutte le correlazioni sono segni di causalità, cioè due cose legate, A e B legate, non significa che A sia causa di B. Chi crede a questa cosa può fare grossi errori, a volte anche ridicoli. Per esempio posso farvi credere che i gelati, il consumo di gelato causi annegamento. Nell'anno vedete che aumenta il consumo di gelati, luglio-agosto c'è il picco, guarda caso a luglio-agosto c'è il picco di annegati, quindi i gelati causano annegamento. Devo spiegarvi perché? No. Sì. In estate si va al mare, in estate si mangiano più gelati, c'è una correlazione, ma i due fatti non sono legati. O da ginecologo potrei convincervi che i bambini sono portati dalle cicogne. Guardate il caso di Berlino, aumentano le cicogne
la linea arancione, aumentano le nascite, linea grigia. Io ho dimostrato che le cicogne le portano i bambini, che i bambini le portano le cicogne, invece no, ho dimostrato proprio il contrario, perché questo è successo proprio per l'esatto contrario. Cioè, a Berlino ci fu una forte ondata di immigrazione, tantissime famiglie si trasferirono per lavorare a Berlino, aumentarono le case, aumentarono i comignoli, aumentarono i nidi e aumentarono le cicogne, quindi in realtà furono i bambini a portare le cicogne. E questo fu lo studio che qualche anno fa, si chiama Andrew Wakefield, lo scienziato inglese che lo ha pubblicato su Lancet, forse la rivista medica più prestigiosa al mondo, fece scoppiare una psicosi che continua ancora oggi fra molti anni, proprio quella del collegamento fra vaccini e autismo. Lui scrisse uno studio e disse: io ho controllato dei bambini con autismo e ho visto che avevano degli anticorpi per il morbillo causati dal vaccino e quindi i vaccini causano autismo. Questo studio, per tagliare la testa al toro, è falso, uno studio che è stato dimostrato falso perché è realizzato con dati falsi e realizzato anche in maniera poco corretta, tanto che Wakefield è stato radiato dall'ordine dei medici e oggi è un esempio di cattiva scienza. Per fare un esempio di correlazione assurda, in Corea del Nord ci fu un'estate caldissima e in quell'estate, in pochissimo tempo, in 2 mesi, furono trovati molti anziani morti a casa. Questi anziani morti avevano tutti il ventilatore acceso. Cosa pensarono le autorità? Il ventilatore uccide. Voi direte: ma è assurdo. Ancora oggi in Corea ci sono le targhette dei ventilatori che dicono: non tenete acceso il ventilatore di notte perché si può morire. È un comunicato ufficiale del governo coreano. Probabilmente bastava pensare che in estate è normale avere il ventilatore acceso, che magari qualche anziano poteva anche avere gravi problemi. E allora torniamo prima all'inizio. Quelle che avete visto sono affermazioni, diciamo, particolari che hanno poco dell'oggettivo. L'oggettivo è un dato che è controllabile da tutti, verificabile, addirittura ripetibile. Se chi mi dice che 2 per 2 fa 4, se ripeto il calcolo avrò lo stesso risultato. Per esempio in medicina abbiamo le statistiche, che sono un metodo oggettivo, chiaro per capire. Le statistiche sono chiare perché danno dei numeri, non possono portare avanti delle ipotesi. Per esempio la sopravvivenza a 5 anni delle leucemie, dei bambini da 0 a 14 anni, negli anni hanno un evidente miglioramento, cioè negli anni 70 sopravviveva circa il 4% dei bambini da leucemia, oggi siamo quasi al 90%, 87 se non sbaglio. Qui è oggettivo, cioè se questo miglioramento di sopravvivenza è così evidente, evidentemente le cure sono migliorate. O addirittura nel cancro della mammella, queste sono statistiche, queste relative all'Inghilterra e al Galles. Guardate la differenza negli anni. Negli anni 70 il tumore al seno era praticamente sentenza di morte, oggi fortunatamente non lo è. È uno dei tumori che ha avuto un miglioramento incredibile negli ultimi anni. E qualcuno di voi, perché già lo ricordo io, che ho 47 anni, ricorderà i bambini con la poliomielite, per esempio. Il vaccino per la poliomielite non era stato inventato, c'erano bambini in Italia con la poliomielite. Questa è una vignetta del 56, ancora fino a pochi anni fa, questa è una foto del 2003 in India, c'erano bambini con la poliomielite che guardavano i compagnetti giocare che potevano farlo. Fortunatamente in India questo non succede più, da qualche anno l'India è l'ultima nazione polio-free, cioè senza casi di poliomielite, anche che resiste ancora in certe zone dell'Africa. È la pseudoscienza di cui vi parlavo, cioè le affermazioni che sembrano scientifiche, sembrano oggettive, ma non lo sono. Vi faccio leggere questa cosa. Se voi leggete questa frase potreste pensare, qui si parla di tarocchi, di serpente urobulos, di smorfia, del 17 che ha un profondo significato esoterico iniziatico. Voi direte: questa è una sciocchezza di un giornale di astrologia, sarà un oroscopo, sarà una pubblicazione banale, così. In realtà qualche anno fa in Toscana dovevano decidere il numero dei responsabili dell'ambulatorio di medicina tradizionale cinese. Il numero fu proprio 17. Ecco qua. Quella frase è proprio una frase del Lian che presentava l'ambulatorio pubblico dell'AS 10 a Firenze. Ora, pensare che un ospedale pubblico parli di tarocchi, di smorfie, di serpente magico può farci venire qualche brivido, perché se un giorno andiamo in ospedale, sto male e c'è il medico con il pendolino vuole curarmi, mi preoccuperei. Però questo sta succedendo, pian piano certe pseudoscienze si stanno infiltrando nelle strutture pubbliche e queste sono le medicine alternative più conosciute, molti di voi le conosceranno.
addirittura ci sono quelle più estreme, per esempio quei due anelli che vedete in alto a destra, sono gli anelli dell'immortalità, sono due calamite, si mettono nelle dita la notte e si un giorno dice sempre di più. Voi direte, ma sono sciocchezze, chi vuoi che ci creda? Ci hanno creduto, li hanno comprati, qualcuno addirittura si lamenta perché non funzionavano, ma ci hanno creduto. C'è l'Ayurveda, che è un insieme di, diciamo, di medicina e filosofia di vita, l'agopuntura, l'omeopatia, la riflessologia e la pranoterapia. Le due più conosciute e più comuni sono l'omeopatia e l'agopuntura. Sono due principi completamente diversi, ma c'è molta confusione. Per esempio l'omeopatia, scusate, molti la confondono con l'erboristeria, la fitoterapia. Se io chiedessi a tutti voi cos'è l'omeopatia, qualcuno mi risponderebbe è medicina dolce, sono erbe, eccetera. Non è così. L'omeopatia si basa su una idea assolutamente preistorica, risale all'Ottocento, preistorica, che è smentita da una legge della fisica che si chiama legge di Avogadro, che non sto qui a spiegarvi perché è complicatissima. Forse è più facile spiegarvi cos'è l'omeopatia. Consiste nel prendere una goccia di un principio attivo, mettiamo il gelsomino, e metterla in un bicchiere con 99 gocce di acqua. Quindi noi avremo un bicchiere con 99 gocce di acqua e una di gelsomino. Prendiamo una goccia di questo bicchiere e la mettiamo in un bicchiere di acqua contenente 99 gocce e così via. Continuiamo 2, 3, 4 fino ad arrivare alla 12ª diluizione. Questa diluizione, la 12ª, sarà quella che per quella legge di Avogadro darà il limite alla presenza del principio attivo, cioè da lì in poi nel bicchiere c'è solo acqua, soltanto acqua. L'omeopata prende una goccia del bicchiere con l'acqua, si arriva a 30, si arriva a 200 diluizioni, la spruzza in un granulo di zucchero, circa un grammo di zucchero, e la vende. Lì dentro non c'è niente, potete anche farlo analizzare, c'è chi l'ha fatto, c'è solo zucchero. Qualcuno dice ma non è possibile, non è vero, lo dicono anche i produttori. Gina Casey della Quaron, che produce lo scilococino, che è conosciutissimo, è un prodotto omeopatico, alla quale hanno chiesto ma questo scilococino è sicuro? Lei ha detto beh sì, non c'è niente dentro. Ma voi direte ma loro non possono truffarci così, ci vendono un prodotto come se fosse un farmaco e in realtà è solo zucchero, ma loro non ci truffano, loro lo dicono. Questa è la confezione dello scilococino americana, c'è scritto in confezione che ogni dose da 1 grammo contiene 1 grammo di zucchero. Non sto a dirvi che è chiaro che contiene solo zucchero, ma Guaron, stupido non è, ha dichiarato, c'è lui su YouTube, l'ho preparato io, che lui per le sue ernie al disco usa il cortisone. E questo fa sorridere, anche lui sorride, perché se tu hai un impero basato su una medicina che dice che funziona, dovresti usarla, ma lui non. Qualcuno dice ma la usano tante persone, dai, funzionerà sicuramente. È un argomento molto debole, perché potrei convincervi con lo stesso argomento che fumare o bere alcol sia utile o che gli oroscopi indovinino il nostro futuro. Ma in fondo non fanno male, sono piccole cose, si prendono per sciocchezze, c'è chi ha calcolato i danni ci sono stati, ci sono, di tante medicine alternative, per esempio 1200 persone a rischio di HIV per un ago da punto di infetto, un'epidemia di epatite in Gran Bretagna per lo stesso motivo, un ago da punto di infetto. Questo è l'uomo blu, è morto da poco tempo, un uomo che beveva per star meglio in maniera indefinita una sostanza che si chiama ACI, cioè argento colloidale ionico, è un'acqua nella quale è disciolto dell'argento, perché farebbe bene, non si sa bene per cosa, e che con il tempo può dare origine all'argiria. L'argiria è questa colorazione bluastra della pelle che è definitiva. E poverino poi è finito a fare il fenomeno del paracol in giro per il mondo. Oppure, qualche giorno fa a Vittorio Veneto è successo proprio questo, c'è chi dice che dal diabete si può guarire senza le cure, senza l'insulina. Questa è una ragazza di 15 anni, Clara Palomba, che era stata convinta, i cui genitori erano stati convinti da una naturopata ad abbandonare l'insulina. Il diabete purtroppo è morta a Firenze di coma diabetico e oggi in singolo a Firenze c'è ancora una targhetta che la ricorda. Quindi le vittime, quando diciamo non fa male, ci sono. Però anche qualcuno di voi avrà sentito le testimonianze, io ho sentito che quella persona è guarita così, quell'altro ha avuto una raffreddore e se ne è passato con la pillolina. Perché la medicina o la scienza non accettano le testimonianze come dati scientifici? Perché non sono spesso oggettivi, perché possono essere condizionati, addirittura possono essere false. Sembra strano, ma succede. E vi farò vedere. Questo è un caso di un bambino che è rappresentato in un sito di una cura che pubblicizza una cura per malattie neuromuscolari che si fa ad Israele. Per capire che non è una stupidaggine, vi dico che in Italia diverse persone sono andate a Israele per fare questa cura con voli di Stato.
quindi con aeroplani che costano, organizzati per trasportare persone malate gravemente, a fare questa cura. Lui ha nel suo sito degli esempi, delle testimonianze di guarigione, per esempio questo è uno dei tanti. C'è un bambino che lui definisce affetto da idiozia, anche se l'idiozia non è una diagnosi, che dopo la cura guarisce, vedete questo spasmo, dopo la cura lo spasmo non c'è più. Io sono un medico, ma credo che chiunque, osservando questo bambino, noterà qualcosa di strano, per esempio che ha gli stessi capelli, la stessa camicia, lo stesso ambiente, addirittura il maglione, le stesse pieghe. È una truffa, un trucco. Eppure a questa truffa tante persone sono andate fino in Israele spendendo soldi anche pubblici per seguirla. Poi c'è un altro guaritore famosissimo in Italia, che è stato anche guaritore. Questa persona è un ex medico che dice di curare il cancro con il bicarbonato di sodio, o da bere, o per flebo, o con dei cateteri. E anche lui ha le sue testimonianze, gente che su YouTube con i video parla, dice di essere guarita, e questa è una TAC, sapete, è come una fetta del corpo umano molto sottile. Lui ha messo queste foto, ha detto c'è un tumore del polmone, quelle palline bianche sono le lesioni tumorali, questo è prima della cura. Dopo la cura, il paziente ha fatto la cura, vedete le palline bianche sono scomparse, guarito. La gente, chi sta male, chi ha speranza, o addirittura chi è disperato, può crederci, e lo capisco, io non ho mai criticato chi ci crede, io cerco di spiegare perché non bisogna crederci. Mettiamo a confronto le due diapositive, è evidente, dice il tumore, fa il bicarbonato, il tumore è scomparso. Se non fosse altro che basta leggere in basso e si vede che una è una radiografia a livello toracico e una è una radiografia a livello addominale, cioè più in basso. Se voi tagliate un limone a metà, vedrete i semi, se voi lo tagliate un po' più verso la punta, i semi scompariranno. Questo non vuol dire che il limone non ha i semi. È successa la stessa cosa, l'attacco fa a fette il corpo, poi una fetta più in basso, il tumore è scomparso così. C'è chi ci crede e finisce male. Questo ragazzo italiano che è stato curato in Albania da questo medico, da questo ex medico, è morto perché la flebo di bicarbonato di sodio gli ha procurato un'alcalosi metabolica, che è una complicanza del bicarbonato di sodio endoveno. Qualcuno ricorderà la cura di Bella. In tanti, in Italia è stato un periodo in cui si parlava solo di questo, era il problema più importante. Anche questa è la testimonianza, per esempio qui si parla di persona guarita dal mieloma con metodo di Bella. Il mieloma è una malattia tumorale, maligna, si può morire, spesso si può morire. Leggendo la stessa testimonianza si vedrà che c'è una diagnosi di MPS, cioè MUGUS, che è una sigla che sta per gammopatia monoclonale a significato incerto, è una malattia benigna che non ha bisogno di cure e che deve essere solo osservata. Il mieloma è una malattia maligna, quell'altra, la MPS, è una malattia benigna. Ora, questa persona non ha curato un tumore, ha assunto un metodo di Bella per curare una cosa che non aveva bisogno di nessuna terapia, mettitelo fuori. Lui ha detto, ma io ho anche fatto delle pubblicazioni, di Bella G, il figlio di Luigi Bella, che ancora non esercita, e lui dice, cosa hanno di speciale questi studi che lui ha fatto? Che sono tutti studi di persone che hanno risolto il loro problema solo con il metodo di Bella, solo, lui l'ha sottolineato, senza terapia, quindi senza chemioterapia, senza radioterapia. Allora cosa ho fatto io? Quello che dovrebbe fare chiunque, andare a leggere il lavoro e scoprire che lui stesso scrive che il paziente ha fatto chemioterapia, che aveva già ridotto della metà, questo in inglese, la chemioterapia ridotta a metà la massa, 8 cicli di chemioterapia e 28 cicli di radioterapia. Quindi ho detto una bugia, lui stesso si è smentito da solo. Ma andiamo oltre, se magari il medico alternativo dice bugie, magari le autorità non le dicono, ci aiutano. Questa è la perizia del Tribunale di Maglie che in quegli anni doveva decidere se rimborsare ai pazienti la terapia di Bella. Fece fare una perizia in tribunale di medici, a 4 medici, e questo fu il risultato. Questi medici scrissero un dossier, una perizia, nella quale sottolinearono, proprio con il colore azzurro, i casi più eclatanti, le guarigioni più impressionanti. Questo non è una cosa che ho scritto io, è proprio la copia, lo screenshot, si diceva oggi, della perizia. Se vedete i casi, questi sono alcuni dei casi, carcinoma mammella, eccetera, eccetera, parla di miglioramento del quadro, stabilizzazione degli effetti, verosimilmente dovuti alle precedenti terapie, chemio, radio, ormoni. Quindi gli stessi periti che dicono la cura fa bene, qui c'è la prova, stanno dicendo che la cura non ha fatto niente, che sono state le terapie mediche che hanno fatto qualcosa. Oppure, meningioma, il miglioramento può essere dovuto al drenaggio, il drenaggio sarebbe trasportazione di materiale. Quindi anche qui non c'è nessun ruolo della terapia di Bella.
o addirittura in caso di metastasi polmonari diventano supposte metastasi, cioè non sapevano neanche che fossero metastasi, oppure regressione quasi totale da verosimile progressa radioterapia. Queste sono parole loro, non mie. I numeri, l'oggettività che vi dicevo prima, le statistiche ci dicono questo. Eppure qualcuno di voi avrà percepito, ma io so che mai qualcosa avrà fatto, so di persone che sono guarite. I numeri sono questi, poi ognuno di noi può decidere se affidarsi o meno. Un giorno leggo nei giornali qualcosa che mi sconvolse. In tutti i giornali italiani, nei siti di tutta Italia, il metodo Di Bella approda al congresso mondiale di oncologia. I cinesi si accorgono della cura di Bella, l'oncologia mondiale sdogana il contestato metodo Di Bella. Io ho pensato, ma vuol dire che noi italiani al solito siamo stupidi, ci siamo lasciati sfuggire questa occasione, in realtà in Cina sono svegli, sono moderni e hanno capito dove sta la verità. Ne parlavano tutti, tutti sottolineavano questa presenza al congresso mondiale di oncologia del metodo Di Bella. E lui stesso, il professore Di Bella, parlava del suo metodo al congresso mondiale di oncologia, quando è staccato tutto. Eccolo qua. Anche la Gazzetta di Modena, che era citato per il sede Di Bella, parlava di congresso mondiale di oncologia che ospitava il metodo Di Bella. Io mi sono informato, ho cercato il congresso e ho scoperto che un congresso, in inglese si dice scam congress, cioè un congresso falso, nel senso che chiunque, anche uno di voi, può pagare e presentarsi. Cosa sembra assurda, ma non è possibile che esista un congresso che faccia queste cose. Ma no, esiste, è abbastanza comune, un giro d'affari, ci sono congressi che vivono di pagamenti, magari qualcuno si vede il curriculum, in forma di agenzina, e mi hanno accusato di falsificare le cose, di essere bugiardo. Allora cosa ho fatto? Mi sono firmato il professor massimo della serietà, per essere serio, ho creato una finta ricerca, chiamandola il metodo Sbudella, un nuovo effettivo metodo per trattare la gente col buco nello stomaco. Ho copiato la ricetta della pasta alla carbonara e l'ho inviata al congresso mondiale di oncologia cinese. Dopo 10 giorni, o forse meno, mi arriva la mail che mi dice: caro professor massimo della serietà, lei è invitato al congresso mondiale di oncologia caldamente e diventa anche moderatore. Il moderatore è una personalità importante che gestisce il congresso. Quindi per dire, da quel momento nessuno più ha parlato del congresso mondiale di oncologia. Ma chi vuole che ci creda a queste cose? Dai, sono sciocchezze. No, ci credo, ci credo. Questo è il professor Schittulli, oncologo, presidente della Lega Italiana Lotta ai Tumori, che ha chiesto ufficialmente di provare scientificamente il Vidatox. Sapete cos'è? È il veleno di scorpione. Appunto usano il veleno di scorpione, l'estratto del veleno di scorpione, per curare malattie reumatiche, dolori, febbri. Qualcuno furbescamente ha trasformato questa cura popolare in cura per il cancro, anche se non c'è nessuno. Eppure una persona colta e preparata, anche lui ha chiesto di provare il veleno di scorpione. Ma la cosa più interessante è che il Vidatox non è neanche veleno di scorpione, ma è la sua forma omeopatica, cioè non c'è niente, è diluito in acqua. Il Senato della Repubblica si è occupato del Vidatox, hanno fatto un'indagine che è durata credo 6 mesi o 8 mesi, dove hanno discusso delle problematiche legate al Vidatox. Ma io vi ripeto che quel Vidatox è un medicamento omeopatico, cioè lì dentro, per 150 euro al flacone, c'è solo acqua. Particolare curioso, hanno sequestrato questi flaconi a Bali, all'aeroporto, perché c'era una persona che li stava introducendo in Italia. Li hanno denunciati, hanno fatto un processo. Questa persona è stata assolta perché ha detto: guardate che lì dentro non c'è niente, c'è solo acqua. Quindi notate la cosa, cioè lui stesso ha ammesso, pur di salvarsi, che lì dentro ci fosse solo acqua. Recentemente qualcuno di voi avrà sentito del caso Stagni. Se io dovessi proporre in ospedale di curare le persone con una cura segreta che nessuno conosce, miracolosa, qualcuno mi guarderebbe storto. Eppure molte mamme, molte famiglie hanno affidato i loro figli a 2 persone, al dottor Andolina e al professor Vannoni, rispettivamente pediatra e professore di psicologia. Queste 2 persone non hanno mai dimostrato di avere ragione, oltretutto si sono contraddetti tantissime volte. Per esempio, quando mi hanno chiesto qual è il meccanismo d'azione delle vostre cellule staminali, sapete che loro dicono di iniettare cellule staminali nel midollo spinale e di curare malattie invalidi. Loro hanno risposto: non lo sappiamo. Nel 2009 un neurologo bolognese che appoggia questa presunta cura, gli hanno chiesto: ma tu se hai dati che questa cura funziona, perché non li mostri, pubblica, fai una pubblicazione scientifica? Lui ha detto: io non ho dati, ce li ho ma non sono sufficienti. E allora non parlare. Guardoni ha detto: noi otteniamo da queste cellule, con il nostro metodo segreto, dei neuroni, sono questi che migliorano le malattie.
Andolina ha detto no, noi non otteniamo neuroni, non ce ne faremo niente. Lui ha risposto no, li otteniamo. Quindi come vedete c'è un'assoluta confusione e inattendibilità. E questa, per finire, è una fotografia, quella in basso, che Vannoni mandò all'ufficio brevetto americano per mostrare cosa otteneva. Lui otteneva dei neuroni e diede la foto. Si scoprì qualche mese dopo che in realtà era copiata da uno studio scientifico di 10 anni prima, uno studio ucraino, quindi non è stato capace nemmeno di mostrare una foto della sua terapia. Ma se una persona, se io domani inventassi una cura, se uno di voi domani inventasse una cura efficace, esiste un boicottaggio? Io sono ginecologo, voi non tremate, ho anche fatto nascere forse qualcuno qui, qualche mamma l'ho seguita io. Nell'Ottocento si usava il forcine, uno strumento che ha salvato tante vite, ma neanche danneggiate tante, uno strumento che pesa circa 3 kg di acciaio, che è stato sostituito, oggi in Italia non si usa più, all'estero in qualche stato si usa, io ho lavorato in Francia dove ancora si usa, è stato sostituito dalla ventosa, che è uno strumento simile, ha altre caratteristiche ma simili. Più recentemente la ventosa, che è quella in alto a sinistra, è stata sostituita da un altro tipo di ventosa, più leggera, meno traumatica, più sicura, eccetera. Un giorno un meccanico argentino, Giorgio Don, vide il parto di sua nuora e rimase sconvolto, perché vide usare questa ventosa e dice ma non è possibile che oggi si nasce così, non c'è un modo per far nascere in maniera più naturale o più semplice? Lui è un meccanico, non può capire di medicina, però per casualità, mi sono guardati nel filmato, dei suoi amici gli fecero uno scherzo, un giochino, gli dissero se io metto un tappo di sughero in una bottiglia di vetro, riesci a tirarmelo fuori? Impossibile. Vediamo il filmato. Questo è lo scherzo che fecero gli amici di Giorgio Don pochi giorni prima del parto delle nuore. Se si mette il tappo dentro la bottiglia di vetro, potete farlo anche voi, l'ho fatto e funziona. Tirarlo fuori è impossibile perché il tappo non riesce a uscire dalla bottiglia. In realtà un trucco c'è, un metodo c'è. Banale ma c'è. Senza rompere naturalmente. Si prende una busta di plastica non troppo grande, si fa entrare nella bottiglia, si fa in modo che il tappo sia adagiato tra sacchetto e bottiglia, quasi come se il sacchetto faccia da cuscino al tappo. Si gonfia la busta come se fosse un palloncino. Questo è un giochino, Il tappo si trova proprio tra busta e parete della bottiglia. Si tira con forza, tanta forza, eccolo qua, pop! E il tappo esce fuori. Ingegnoso, banale, ingegnoso. Lui di questo gioco disse, ma scusate, una cosa del genere non si può applicare ai bambini, una cosa che dice impossibile, non dire queste sciocchezze. E invece lui ci provò. Ci ha provato ormai 8 anni fa, con un involucro di plastica, un applicatore, si applica questo involucro di plastica attorno alla testa del bambino, scusate, ecco qua, si gonfia, come quel palloncino che avete visto, e si tira. È un metodo assolutamente atraumatico, un metodo che può usare chiunque, costa pochissimo, lo stanno già sperimentando, e lui, citato da questa sperimentazione, disse, ragazzi, se funziona io mi taglio i baffi. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo sta sperimentando anche in Italia, e a oggi i risultati sono definiti eccezionali. Può usarlo anche una persona assolutamente non addestrata. Dice ragazzi, se funziona mi taglio i baffi, e Giorgio Don si taglia i baffi. Ora la scienza, la medicina ha un cammino lentissimo, tanto lento che, per fare un esempio, per noi i virus sono una cosa accettata, chiara, i virus li conosciamo, furono scoperti per la prima volta, furono visti per la prima volta nel 1892, prima erano solo immaginati. Da quel momento a questo sono passati tantissimi anni. Quella è una terapia che è stata usata al San Raffaele di Milano per curare delle malattie inguaribili, l'asma e l'atrofia muscolare spinale, malattie genetiche inguaribili. I virus per vivere devono entrare dentro le cellule, l'asma ha un difetto genetico in tutte le cellule, servirebbe qualcosa che come un'astronave entrasse in tutte le cellule e sistemasse il difetto genetico. Complicatissimo. Ma c'è una cosa che entra in tutte le cellule, i virus
Hanno provato a farlo prima sugli animali, sulle cavie, hanno creato un virus in laboratorio modificandolo geneticamente. Questo virus va in tutte le cellule, modifica il gene malato e lo rende sano, lo rende non malato. Nelle cavie addirittura c'erano cavie che con questo esperimento sono sopravvissute. Al San Raffaele ci sono 8 bambini con una malattia grave che a oggi non hanno nessun sintomo. È uscita ancora una notizia sul giornale. E questo un po' per spezzare una lancia per la nostra sanità. Questa è una ricevuta un po' così censurata di un ragazzo che in Arizona, in America, si è operato di appendicite. Se voi state male, avete un'appendicite, andate in ospedale, vi ricoverano, vi operano e andate a casa. Lui si è ricoverato, l'intervento gli è costato $55.000, loro fanno la lista, garze, disinfettante, medico, anestesista, esami, $55.000, 43.000 rimborsati dalla sua assicurazione che costa, e l'ho pagato $11.000. Quindi come vedete un'operazione banale, $11.000, ci sono interventi che costano centinaia di migliaia di dollari e in America chi non ha soldi può anche morire perché non si può operare materialmente. Ancora per cercare di risollevare il nostro morale, questa è la mappa della mortalità materna. Le zone più chiare sono le zone nelle quali la mortalità materna è più bassa, quelle più scure, più rosse, più rosso è più alta, la mortalità materna è molto alta. Notate che noi in Europa abbiamo una mortalità materna più bassa degli Stati Uniti, tanto vantati Stati Uniti, Europa e Nord America e Canada. Questa è l'aspettativa di vita. Verde, un'altissima aspettativa di vita, rosso, marrone, molto bassa. Quali sono le nazioni con più aspettativa di vita? C'è anche l'Italia. Allora forse tanto male non facciamo. Allora su cosa dobbiamo porre le nostre scelte? Come dobbiamo scegliere? Se qualcuno ci propone dei miracoli, forse dobbiamo diffidare. Se invece riusciamo ad avere pazienza, fiducia nella medicina, nella scienza, nei medici, perché no? La lentezza delle scoperte, i risultati mirati non miracoli, le proposte eccessive non devono mai essere considerate serie. Il confronto, anche se è invitante l'altro tipo di proposta, deve essere sempre a favore delle medicine che funzionano. La scelta in realtà deve essere quella: funziona o non funziona? Allora, se qualcuno ci vende il miracolo, ci dice io ti faccio il miracolo, tu sei tentato a crederci. La medicina spesso ci aspetta, la tua cura non c'è, ma arriverà, non abbiamo fretta. In realtà è una scelta difficile, ma che può condurci a dei guadagni eccezionali, come quello sull'aspettativa di vita, come quello sulla mortalità infantile, come quello che abbiamo visto sulla sopravvivenza dal tumore. Per cui cerchiamo di fare crescere almeno i nostri figli in un ambiente fatto di scienza, di dati, di cultura, di bello. Non torniamo alla superstizione, che è soltanto il buio della ragione. Grazie a tutti. Io mi chiamo Barbara De Zan, sono operatrice Shiatsu, una maestra Reiki, mi occupo anche di cristalloterapia. Sono qui per caso, sono sincera. Se avessi saputo che si trattava di questo, forse non sarei neanche venuta, con tutto il rispetto verso di lei, verso le sue conoscenze. Non sono d'accordo, al di là che, sono d'accordo con lei sul fatto che non sempre si possa dar credito a persone che si spacciano per quello che non sono e che vendono effetti per quello che non sono. Su questo siamo d'accordo tutti. Però io penso che la sua visione sia veramente molto molto limitativa, non consideri assolutamente l'altra parte della medaglia, che poi è la faccia che da sempre le culture orientali che esistono e che per millenni hanno curato, le persone hanno considerato, a tal punto da considerare il cosiddetto olismo, cioè la visione della persona a 100, cioè a tutto tondo, ok? Benissimo, questo lei, secondo me, e tutte le persone della sua categoria non lo considerano e fraintendono o soprattutto ignorano forse che alla base noi siamo fatti di energia, pertanto abbiamo delle vibrazioni. L'omeopatia non è vero che è una cagata, come lei ha detto, non lo è, semplicemente perché lavora attraverso delle frequenze che entrano in risonanza verso il nostro corpo. A me dispiace sinceramente, con tutto il rispetto per lei, per la sua cultura e per la sua preparazione che è indubbia, che lei porti un messaggio che ha senso unico, perché secondo me in un mondo come quello in cui noi ci troviamo c'è bisogno che la gente possa decidere cosa fare e non che ancora si senta dire quello che deve fare. Questo è profondamente sbagliato,
ok? E se lei, perché è su un palco, va a dire alle persone dovete fare così, non dovete fare quella, li sta condizionando. Io personalmente non l'ho mai fatto e non lo reputo giusto. E se noi pensiamo di avere un minimo di intelligenza dentro di noi, penso sia anche utile imparare a proprie spese, nel bene e nel male, cosa sia giusto per noi. Anche perché giustamente lei ha evitato di parlare tutti gli effetti della chemioterapia, cosa significa una chemioterapia, cosa significa un vaccino, cosa significano le scie chimiche che ci stanno avvelenando. Giustamente queste cose lei non le ha dette, perché altrimenti la metà delle persone si sarebbero alzate. Esatto, le ha dette giustamente perché è un medico. Se posso dire una cosa, con tutto il rispetto, mi permetta, faccia pure le sue conferenze, però dia alle persone la possibilità di scegliere e non mettiamoci ancora, come stiamo facendo da 2000 anni in poi, nella condizione di seguire come asini quello che ci viene detto. No, la domanda non c'è, era semplicemente una mia opinione, penso che anche se non sono una dottoressa vada bene. Non devo aver detto cosa dovete fare, anzi ho detto scegliete tra varie possibilità. La signora si è attivata, e poi ho detto che la signora sia poco preparata, io non la conosco la signora, quindi magari è la persona più preparata del mondo. Io ho dato delle possibilità di scelta, nessuno impedisce di andare dalla signora che dà i cristalli o non so, chi vuole comprare l'omeopatia la vende in farmacia, cioè attenzione, nessuno censura la signora, nessuno censura l'omeopatia. Sta a noi scegliere, io do delle informazioni, la signora organizzerà una sua conferenza e andrà alle sue informazioni. È una piccolissima domanda riguardo alle diete che diceva prima. Non so se conosce la dieta riguarda al gruppo sanguigno, vorrei sapere cosa ne pensa. Non ha nessuna base scientifica, cioè non c'è nessun motivo per legare gli alimenti al gruppo sanguigno, semplicemente. Poi è chiaro che ogni dieta può far bene, perché mangiamo meglio, mangiamo di meno, ma spesso è l'esotismo del nome che ci dieta paleolitica, del gruppo sanguigno, dieta alcalina, cioè sono dei nomi che ci attirano per quel motivo. In realtà non c'è un motivo che lega il nostro organismo a ciò che dobbiamo mangiare al gruppo sanguigno. Chi l'ha inventata non l'ha mai spiegato. Non so se sia pertinente, però volevo spingerla un attimo a una considerazione di questo tipo sull'evoluzione della medicina. A mio avviso si sta trasformando troppo in iperspecialisti e questo comporta cosa? Comporta che si è perso quel concetto cosiddetto che va di moda adesso, olistico. Cioè uno ormai è come un'analisi, ti fanno una visita, è come fare le analisi del sangue. Tu vai lì, tic tac, ti guardano quella roba lì, 30 secondi ti sparano via. Sarà l'elevata produttività che devono avere, però tutto questo effettivamente comporta che la medicina per me ha perso tanto, proprio perché non sa risolvere certe cose che ti dicono quel pezzettino lì ti va bene, il tuo problema cercatelo da un'altra parte. E dove vado a cercarlo? Il medico ormai è diventato un ottuso analista di quel pezzettino lì. Ho fatto recentemente una colonoscopia per cui ho un esploratore di culi, cioè mi scusi il linguaggio, ma sa guardare solo quella roba lì, tanto di più che poi ero preoccupata per la situazione, però la realtà è che effettivamente c'è una iperspecializzazione che ha perso di vista tantissimo. In ospedale, ma anche così negli studi privati, c'è spesso poco tempo, dobbiamo stringere, lavorare, produrre, e di contro si è persa la figura del medico del tempo, dei tempi, che magari era più tuttologo, magari era meno preparato ma sapeva un po' più di tutto, però veramente era molto vicino, era quasi un amico di famiglia alla fine, no? Questo era un'ottima figura quella, ma devo dire che oggi non c'è una scarsa preparazione, oggi siamo davvero ad alto livello in Italia proprio. Si è perso tanto nel rapporto umano. Tante volte anche perché probabilmente i tempi sono questi, anche chi non è medico magari ha tante fretta da non vedere ciò che gira attorno. E questo bisognerebbe cambiarlo, però non sono io certo da poter dire come. Grazie per la sua esposizione, chiarissimo. Io penso che il pubblico qui intervenuto abbia apprezzato sicuramente, perché ho visto tanta attenzione ed interesse per l'argomento chiaramente, e ringraziamo Banca Prealpi che ci ha messo a disposizione questo auditorio, i soci di Banca Prealpi chiaramente, perché la messa a disposizione di questo auditorio non è gratuita. Ringraziamo Banca Prealpi che ogni anno stanzia una bella cifra per sostenere le nostre iniziative, anche quest'anno, l'anno scorso 120.000 euro, quindi diamo forza al territorio, diamo forza al credito cooperativo
e il tutto viene riversato poi sul territorio a favore delle famiglie e delle persone. Grazie a tutti e alla prossima.